l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Si è tenuto a Vicenza il terzo dei 5 eventi coordinati dagli organismi di formazione della Confartigianato per presentare in tutta la regione 90 nuove idee di impresa elaborate da 1500 studenti di istituti professionali statali e CFP del Veneto, in collaborazione con 57 aziende del territorio. Giotto a bottega da Cimabue. È il titolo significativo di questo progetto voluto da Regione, Gruppo Giovane di Confartigianato, Veneto Sviluppo e Ufficio Scolastico Regionale, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione, per favorire la trasmissione dei saperi e promuovere lo spirito imprenditoriale. Nell'appuntamento vicentino, giunto a conclusione del programma svolto dal Centro di Formazione Cesar, sono stati presentati e sottoposti a giudizio di una commissione composta da docenti e imprenditori 27 idee e progetti imprenditoriali elaborati dagli allievi di 23 istituti superiori e CFP per i settori meccanica e meccatronica. Tra quelli selezionati nella circostanza e che accedono alla fase finale, che si terrà sempre a Vicenza giovedì 23 aprile, il sistema di recupero e riutilizzo delle acque piovane dell'Istituto Industriale Marchesini di Rovigo, il kit per la gestione delle prese di energia elettrica della casa tramite tablet dell'Istituto Industriale Rosselli Sartori di Lonigo e l'Airbox per la purificazione dell'aria negli ambienti interni dell'Ipsia Lampertico di Vicenza. Tra i finalisti, usciti dalle selezioni tenutesi ad Asolo, Padova e Verona, figurano altri istituti del Vicentino. Per il settore energia lo Scotton di Breganza e il Parolini di Bassano. Per il settore moda il Montagna di Vicenza. Per l'elettrotecnica lo Scotton di Bassano. Un'iniziativa, ha detto Martino Pesavento, presidente del Cesar, che è stata vissuta con grande impegno ed entusiasmo, a dimostrazione che l'obiettivo di sensibilizzare i giovani a fare impresa è stato colto, come conferma la professoressa Claudia Gamba del CFP Saugo di Tiene. Come scuola, quando Cesar e la Regione Veneto ci hanno fatto questa proposta, l'abbiamo colta al volo. Per fortuna siamo stati supportati anche dai genitori dei nostri alunni. È stato un percorso non facile, lungo, stiamo parlando di 5 mesi di lavoro, con ragazzi, per quanto mi riguarda io sono del CFP Saugo di Tiene, che mi vengono un po' dappertutto, da Vicenza, da Asiago, da Galio, quindi ragazzi che si alzano presto al mattino, che tornano tardi, cioè si sono impegnati. Però hanno anche avuto un riscontro molto positivo, hanno imparato tanto e a detta appunto di molti dei genitori nel corso di questo percorso sono maturati. Noi abbiamo genitori che sono venuti a dirci: mio figlio è cambiato, mio figlio è maturato, ha fatto quello scatto in avanti che aspettavamo da un po'. Sicuramente anche questo concorso ha aiutato. Tante volte si dice di questa distanza tra l'impresa e il mondo della scuola. Questo dimostra il contrario. No, c'è volontà di incontrarsi da ambo le parti. Le imprese sono state, noi siamo andati presso l'officina d'Aberto e le porte sono state aperte, c'è stata la massima disponibilità e i ragazzi lo stesso hanno voglia di conoscere, hanno curiosità e hanno anche il senso del sacrificio, hanno voglia di mettersi in gioco. E noi insegnanti e scuole lo abbiamo colto, per bisogno assolutamente.